Sarà per forza di cose una Pontida diversa e non solo per i numeri da record, almeno dal Veneto, con ben 45 pullman che partiranno da tutta la regione, ampiamente superato i numeri della scorsa edizione. La parte del Leone è di Treviso con 12 mezzi, poi Verona con 10, Padova e Vicenza con 7, Venezia e Veneto Orientale con 5, Belluno e Rovigo con 2. Questi i pullman, senza calcolare quanti si recheranno a Pontida con auto e furgoncini privati. Non solo per i numeri si diceva è una Pontida storica, ma anche per il contesto. Una Pontida con la Lega mai così forte, primo partito in Italia, secondo i sondaggi, e parte del Leone nel governo giallo-verde. Ed è una Pontida storica anche per la partecipazione di tutte le regioni italiane. Chiaramente l'anno di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, e quindi noi al governo con dei numeri stratosferici e soprattutto questo momento magico che vede la Lega assolutamente essere il primo partito, se non uno dei primi, insomma, e quindi questo ha portato grande entusiasmo e quell'entusiasmo lo si vedrà domenica. Veneti a Pontida con una speranza nel cuore, vedere il traguardo dell'autonomia. Pontida sarà l'occasione per ribadire questo. Noi abbiamo 32 parlamentari, 2 ministri, abbiamo 2 sottosegretari, quindi diciamo siamo in forza in quel di Roma, ma saremo in forza assieme ai nostri parlamentari, assieme ai consiglieri regionali, assieme naturalmente a Luca Zaia, il governatore del Veneto, per far pesare quel voto politico che ha visto la Lega la percentuale più alta nelle ultime politiche.